Buongiorno, le principali notizie. C'è un nuovo scandalo a Palermo, anche l'acqua pubblica è gestita dai boss di quartiere, un danno da 5 milioni di euro dell'acquedotto per l'acqua erogata che nessuno paga. Un ragazzo accoltellato a Capaci durante lo scontro tra due bande, per gli investigatori è stato un regolamento di conti voluto da un gruppo del quartiere Marinella. Assalto all'ufficio postale di Gravina di Catania, in manette 3 rapinatori che avevano rubato 150.000 euro. A Catania il caso del bambino picchiato con il cucchiaio di legno mentre scatta il divieto per i genitori di avvicinarsi al piccolo. Il comune avvia sanzioni disciplinari per chi ha ignorato le precedenti segnalazioni. Sull'Etna l'emergenza neve passa ma resta l'inefficienza. Spazzaneve attivi a macchia di leopardo lungo la Mare Neve verso Piano Provenzana. Un tratto ghiacciato davanti a un rifugio accende le polemiche e chiama in causa la città metropolitana. Calcio, Catania con la testa alla trasferta di Monopoli, Toscano ancora alle prese con l'emergenza difensiva, certa l'assenza di Di Gennaro, attesa per l'arrivo di Miceli, mentre è ufficiale la cessione di Stoppa alla San Benedettese. C'è attesa per la decisione del Tribunale federale sui ricorsi del Trapani contro gli 8 punti di penalizzazione con il rischio di fine dell'era Antonini. In città fanno discutere le foto della grigliata al palazzetto dopo l'esclusione della Shark dal campionato di pallacanestro. Buongiorno, benvenute e benvenuti. C'è dunque un nuovo scandalo a Palermo, anche l'acqua pubblica gestita da boss di quartiere, un danno da 5 milioni di euro dell'acquedotto per l'acqua erogata che nessuno però paga. Maglio Viola. Lo hanno già chiamato rubinetto selvaggio, il nuovo scandalo che si scopre allo Zen di Palermo dopo una serie di verifiche sulla situazione del quartiere più difficile della città. C'è una mafia dell'acqua, così come una mafia delle occupazioni abusive. Da anni ormai i condomini di molte palazzine dei Casermoni dello Zen 2 non pagano le forniture idriche. Per l'acquedotto di Palermo un danno da 5 milioni di euro di mancati incassi, ma nonostante le forniture siano state interrotte in molti di quei Casermoni, in rete l'AMAP continua a immettere 1,5 milioni di metri cubi l'anno che vengono consumati, ma nessuno li paga. Sigilli forzati, contatori resi inaccessibili da armadi blindati o da sentinelle, e in tanti l'acqua sono costretti a pagarla, sì, ma agli emissari del piccolo boss dell'isola che gestisce quei contatori illegittimamente. Una situazione che fa il paio con il collocamento immobiliare di Cosa Nostra. Ogni immobile che resta vuoto per decesso dell'assegnatario o anche dell'occupante abusivo o in taluni casi per assenza provvisoria viene forzato e riassegnato a qualcun altro, non secondo una graduatoria legittima ma in base alle indicazioni di Cosa Nostra. Ripristinare la legalità dopo anni di abbandono non è cosa facile. La mafia dell'acqua agisce non solo allo Zen ma quasi in tutte le strutture di case popolari in giro per la città. A Bonagia, a Ballarò, al Borgo Vecchio il comune è già intervenuto. Interi stabili sono stati disconnessi dalla rete e poi sono state attivate nuove forniture ad personam. Ora si guarda allo Zen, ma per cacciare gli abusivi e ripristinare le forniture legittime si rischia di dover intervenire con le forze dell'ordine in una situazione complessa. Restiamo a Palermo, a Capaci, dove è stato accoltellato un giovane nello scontro tra due bande. Per gli investigatori è stato un regolamento di conti voluto da un gruppo del quartiere Marinella. Sentiamo Marco Gullà. Ancora violenza, ancora una rissa che sfocia nel sangue. Siamo a Capaci, in provincia di Palermo. Un giovane di 19 anni è stato accoltellato al termine di una lite. Alla base potrebbe esserci un regolamento di conti tra un gruppo di ragazzi del quartiere Marinella a Palermo e alcuni giovani di Capaci. Uno scontro a più riprese. Il ragazzo ferito sarebbe stato coinvolto in una prima aggressione avvenuta nelle ore precedenti proprio alla Marinella, quartiere di provenienza del gruppo rivale. I giovani palermitani si sarebbero organizzati e sarebbero partiti alla ricerca del 19enne, tendendogli poi un agguato a Capaci. Durante il secondo confronto sarebbe appunto spuntato un coltello con il quale è stato ferito il 19enne. Ho sentito dire che tutto è iniziato in piazzetta Padre Pio. Poi da là sono venuti qua, è scappato forse il ragazzo, non lo so, sono venuti qua e si sono litigati. Però poi non ho sentito più niente. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica e dare un volto ai partecipanti della rissa. Indagini in corso anche sul movente. Ed a Palermo è morto in ospedale il 19enne ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia dopo un incidente stradale sulla provinciale di Alcamo nel Trapanese.
Veniamo a Catania, assalto in un ufficio postale di Gravina, arrestati 3 rapinatori con un bottino da 150.000 euro nella borsa. Emanuela Corsi. 3 catanesi di 28, 55 e 60 anni sono finiti in manette per una tentata rapina in concorso nell'ufficio postale di Gravina di Catania. Li vediamo in queste immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza in azione. Uno di loro con un arnese artigianale a forma di L, studiato come una sorta di braccio meccanico, abbassa dall'esterno il maniglione antipanico e riesce ad aprire la porta delle poste, mentre il complice entra con un borsone in tela da riempire con la refurtiva. Ad attirare l'attenzione degli agenti di polizia è stata un'autovettura su cui era stata apposta una targa visibilmente contraffatta. Nel frattempo, sempre gli agenti hanno visto arrivare un uomo alla guida di uno scooter, fermo con il motore acceso poco distante dall'ufficio postale. Dopo qualche minuto di attesa, il passeggero dell'auto è sceso con il volto coperto da un casco di colore bianco, portando con sé l'attrezzo in metallo a forma di L, raggiunto poi dal complice sullo scooter. Gli agenti, come vediamo, sono entrati in azione e li hanno bloccati con in mano il borsone in tela all'interno del quale vi erano delle banconote destinate ad essere caricate per un importo pari a 150.000 euro. Fermato anche un terzo complice che era alla guida dell'auto, noleggiata per la commissione del reato e che si era allontanato dal posto subito dopo aver fatto scendere dal veicolo uno dei ladri. Uno dei malviventi è stato trovato in possesso di una pistola a salve. Nella zona montana del Siracusano ci sarà una maggiore presenza delle forze di polizia anche la notte, lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza riunito in mattinata. Gli ultimi 2 furti con spaccata nelle banche di Palazzolo Acreide e Buccheri hanno fruttato ai malviventi non ancora identificati oltre 160.000 euro e a Buccheri al danno potrebbe aggiungersi la beffa. Non è ancora certo che l'istituto di credito riattivi lo sportello bancomat, l'unico del piccolo comune. Aule gelate, studenti delle superiori in piazza per chiedere l'accensione dei termosifoni ad oggi spenti in quasi tutti gli istituti. Stamattina a Siracusa un corteo di protesta. Francesco Loi. Il giorno dopo l'occupazione del liceo Corbino, in piazza a Siracusa ci sono gli studenti delle superiori. Scuole diverse ma stesso problema, i termosifoni spenti. Fare scuola in questo modo non è possibile, anni di tagli all'istruzione hanno provocato questo e noi vogliamo dimostrare il nostro dissenso perché il nostro unico fine è tornare nelle nostre aule. Niente lezioni, già di buon mattino tutti in strada per poi arrivare qui, davanti alla sede amministrativa dell'ex provincia. Spesso non veniamo ascoltati, ad esempio noi al Corbino è da anni che chiediamo dei riscontri, non li abbiamo mai avuti e magari adesso riusciremo finalmente ad averli, almeno è quello che speriamo essendo tutti qua. Le immagini degli studenti con le coperte stanno facendo il giro del web. Lunedì addirittura erano entrati in classe attrezzati per misurare la temperatura, troppo bassa. Il Libero Consorzio sta cercando di ovviare, di risolvere buona parte delle criticità che affondano in un sistema vetusto che in questi anni non è stato gestito adeguatamente e che stiamo provando a immaginare di governare in maniera diversa. Aspetteremo le istanze e le soluzioni che sta adottando in questo momento nei nostri istituti scolastici. Adesso a Catania torniamo ad occuparci del caso del bambino picchiato con il cucchiaio di legno. Mentre scatta il divieto per i genitori di avvicinarsi al piccolo, il Comune avvia sanzioni disciplinari per chi ha ignorato le precedenti segnalazioni. Emanuela Corsi. Se ci sono state delle lentezze da parte degli organi verranno presi i provvedimenti disciplinari. Non ammette errori, l'assessore Serena Spoto decisa ad andare avanti sul perché il caso del bambino di 11 anni picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno non è stato attenzionato dai servizi sociali, nonostante le segnalazioni della Procura per i minorenni. L'unica segnalazione è stata effettuata a giugno da parte della Procura a giugno del 2025 con un sollecito di settembre 2025. Prima di quella data non vi era stata nessuna segnalazione da parte della Procura ai servizi sociali. Questo non significa che noi non avremmo dovuto agire assolutamente, motivo per cui io stamattina ho già attivato un tavolo tecnico proprio perché questi disservizi, non si possono assolutamente verificare. Già nei giorni scorsi, dopo lo scoppio del caso mediatico, l'assessore aveva annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico. Fondamentalmente stiamo cercando di comprendere quali sono le criticità all'interno dei nostri uffici in modo da poter essere sempre più celeri, cercando di ridurre al minimo la burocrazia e per poter essere sicuramente
sicuramente più efficienti. Intanto il quadro che emerge dalla procura etnea è sempre più drammatico, una storia di ripetuti abusi e umiliazioni nei confronti del piccolo e delle sue sorelline di 8, 7 e 4 anni. Dalle testimonianze dei prossimi congiunti, ha spiegato in una nota il procuratore Curcio, è emerso un quadro indiziario di sistematica sottoposizione del minore a maltrattamenti da parte di entrambi i genitori, che hanno provocato sul corpo in più circostanze lividi e segni di violenza. Sempre dalle indagini è emerso che il patrigno per banali monellerie, come essere salito su un banco di scuola o avere fatto piangere una delle sorelline, avrebbe picchiato la piccola vittima e l'avrebbe rinchiusa a chiave in uno sgabuzzino. Intanto gli agenti della squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento disposto dal GIP nei confronti dei genitori dell'undicenne, indagati per maltrattamenti aggravati in concorso. Puntuale, come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a Sicilia24focus@telecolor. Vi aspettiamo su Telecolor appunto alle 14:30. E già polemica fra gli agricoltori anche a Ragusa per l'accordo tra l'Europa e alcuni paesi dell'America del Sud. Non si potranno riprodurre tanti prodotti, ma restano fuori alcune altre eccellenze siciliane. Sentiamo Veronica Barbarino. Il 17 gennaio sarà firmato in Paraguay l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e alcuni paesi del Sud America. L'intesa è definita strategica e basata su garanzie e tutele dell'agroalimentare europeo. Per l'Italia è vietata l'imitazione di 57 denominazioni protette tra formaggi, salumi, aceti e vini. Ma l'elenco suscita polemiche. Escluse infatti importanti eccellenze siciliane, come il cerasuolo di Vittoria, l'Etna Doc, il pomodoro di Pachino e il ragusano. Mentre ai produttori viene chiesto di sforzarsi a garantire la qualità, invece si trovano tagliati fuori da un sistema dove vengono invece privilegiate produzioni sicuramente inaffidabili sia sul piano della provenienza sia sul piano della qualità, a discapito non solo di chi produce ma anche di chi vuole portare a tavola prodotti di qualità e soprattutto prodotti garantiti. Il libero scambio porta con sé opportunità, ma anche rischi concreti, come la concorrenza sleale da parte di prodotti a basso costo, realizzati senza gli stessi controlli sanitari, ambientali e normativi che gravano sui nostri agricoltori, con costi di produzione nettamente inferiori. Si aggiunge inoltre il pericolo delle imitazioni. In questo scenario, però, le denominazioni di origine controllata e le indicazioni geografiche restano una garanzia di qualità e autenticità. Sarà il consumatore, con le proprie scelte, a fare la differenza. Sull'Etna l'emergenza neve passa, ma resta l'inefficienza. Spazzaneve attivi a macchia di leopardo lungo la Mare Neve verso Piano Provenzana. Un tratto rimane ghiacciato davanti a uno chalet e accende la polemica e chiama in causa la città metropolitana. Eva Spampinato. Passato il maltempo e le abbondanti nevicate che hanno trasformato il paesaggio sull'Etna, resta la neve e resta in mezzo alla strada, ma non in tutti i tratti. Il video registrato dall'auto che affronta i tornanti della Mare Neve in direzione Piano Provenzana mostra chiaramente una viabilità a 2 velocità. La maggior parte del manto stradale è stato pulito dagli spazzaneve, che però hanno lasciato coperto da un duro strato di neve e ghiaccio un ampio tratto di strada all'altezza di un noto chalet che si trova in mezzo ad un bosco. A segnalarlo con disappunto e perplessità sono i gestori del rifugio. Il servizio non fa il proprio dovere di arrivare fino allo chalet Clan dei Ragazzi. A 200 metri da noi si fermano e non si sa il perché. La responsabilità relativa al tratto in questione è della provincia, ovvero della città metropolitana. La questione è stata sollevata ieri durante il tavolo tecnico in prefettura dal sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta. Esprimendo il nostro disappunto per il ritardo nello spazzamento della neve. Ciò costituisce un danno sia al comparto economico, ma soprattutto può costituire un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone. Si parla tanto di turismo sull'Etna, si parla tanto di dare servizi e la neve necessita che ci siano tutti i servizi. Qualora la città metropolitana non riesca entro tempi brevi, interverrà il comune con dei propri mezzi.
E se non dovessero ancora attivarsi gli spazzaneve provinciali, ci penseranno il sole e le temperature in risalita a pulire la strada davanti al clan dei ragazzi. Una breve pausa, poi l'inchiesta che riguarda l'assessora al turismo regionale Vira Amata, accusata di corruzione. Slitta al 2 marzo l'udienza preliminare nei confronti dell'assessora regionale al turismo Elvira Amata, accusata di corruzione. La regione non si costituisce parte civile. Il 21 gennaio toccherà al presidente dell'ARS Galvagno, Luca Ciliberti. Era una delle tappe giudiziarie più attese in questo inizio anno, se non fosse altro perché la vicenda che vede indagata l'assessore regionale al turismo Elvira Amata è legata a doppio filo con il futuro politico della giunta Schifani e con le scelte organizzative di Fratelli d'Italia in Sicilia. E invece bisognerà aspettare ancora, almeno fino al 2 marzo, data scelta dal GUP di Palermo Walter Tuturici, per l'udienza preliminare nel processo che vede imputate Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, che ha chiesto il rito abbreviato, entrambe accusate dai PM di Palermo di corruzione. Si tratta di uno dei filoni dell'inchiesta sui fondi della regione che coinvolge anche il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Il 21 gennaio è prevista la sua udienza preliminare, anche lui è accusato di corruzione. Secondo l'accusa, le due donne si sarebbero accordate per un finanziamento pubblico in favore di una iniziativa della Fondazione Belisario in cambio di un posto di lavoro e di un alloggio per il nipote di Elvira Amata. L'assessore si è detta molto amareggiata, ma con la totale consapevolezza di essere totalmente estranea ai fatti. Amata dice che affronterà tutto a testa alta proprio perché è cosciente di avere consapevolezza del suo operato fino a questo momento. Il GUP Turturice ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile da parte del Codacons, invece non ha fatto alcuna istanza alla regione siciliana ed è per questo che sono montate diverse polemiche, soprattutto dai deputati dell'opposizione al governo Schifani. Donazione di sangue e plasma, la Ragusa si conferma tra le realtà più virtuose, rispondendo con grandi numeri al bisogno di salute collettivo. Veronica Barbarino. 45.794 donazioni di sangue e plasma nel 2025. La provincia di Ragusa si conferma ancora una volta tra le realtà più virtuose nel campo. Registriamo un leggero aumento rispetto all'anno precedente. La provincia di Ragusa costituisce una risorsa indispensabile per tutta la regione Sicilia, per la sanità siciliana, in quanto vengono esportate più di 15.000 unità di sangue raccolte proprio grazie alla generosità dei nostri donatori. L'elemento che rende il quadro ebleo unico è il rapporto tra donazioni e popolazione residente. Nella nostra provincia vengono donate un numero di unità che non ha eguali nel resto d'Italia. Sono 142 donazioni ogni 1.000 abitanti, che se paragonate alla media italiana che è di 51, capite benissimo che si tratta di un fenomeno che è stato definito, come fenomeno Ragusa. Un modello virtuoso che racconta un'organizzazione efficace e una comunità che risponde con responsabilità e continuità al bisogno di salute collettivo. Nessuna certezza ancora per il ritorno al lavoro dei 300 ex dipendenti del call center Almaviva che dovevano essere assunti per gestire il numero delle emergenze 116, 117. I sindacati chiedono un incontro urgente con la Presidenza della Regione che dicono non ha rispettato gli impegni. Breve pausa alla pagina dello sport, il calcio che già pensa all'incontro a Monopoli e poi il Trapani Calcio invece in grave crisi. Eccoci al calcio, stop a un nuovo giocatore della San Benedettese, il Catania ha ufficializzato il suo prestito. Nel frattempo i rossazzurri sono in attesa dell'esito degli esami al ginocchio per Di Gennaro e dell'arrivo di Miceli. Francesco Triolo. Fari puntati sulla trasferta di Monopoli in casa Catania. La squadra pensa al campo e già da stamattina Mimmo Toscano ha iniziato a preparare quella che è una partita insidiosa contro una squadra storicamente non facile. Toscano deve fare i conti con la solita emergenza in difesa acuita dall'infortunio di Matteo Di Gennaro che tiene in ansia il Catania. Il difensore si è fermato per un problema a un ginocchio dopo lo scontro con Fella in apertura della sfida con la Cavese, ma sono in corso gli accertamenti richiesti allo staff medico nella speranza che non sia un infortunio grave. La certezza in questo momento è che contro il Monopoli sarà assente. In una situazione del genere diventa fondamentale quindi l'arrivo di forze nuove. Mirko Miceli è prossimo ad essere ufficializzato.
Serviranno prima i passaggi formali delle visite mediche e della firma sul contratto. Si pensava potesse già questa mattina allenarsi col gruppo, ma così non è stato. È difficile comunque un suo impiego contro la sua ex squadra, un po' per opportunità, un po' perché è preferibile dargli qualche allenamento in più per integrarsi con i nuovi compagni. Il ritorno dalla squalifica di Celli rende questo possibile con un ipotetico trio insieme ad Allegretti e Pieraccini. Se l'infortunio di Di Gennaro dovesse essere più grave del previsto, però il Catania dovrà trovare qualche altro difensore per puntellare il reparto arretrato, a meno di non bloccare Martic al momento in uscita. A proposito di uscite, in mattinata è arrivata l'ufficialità della cessione di Matteo Stoppa alla San Benedettese. Il giocatore va nelle Marche in prestito secco. Dopo il basket, situazione delicatissima quella del Trapani Calcio, che rischia un'altra pesante penalizzazione dopo l'ultimo deferimento o addirittura l'esclusione dal campionato. Oggi il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza presentata dal patron Antonini. Laura Spanò. Giovedì della prossima settimana potrebbe chiudersi definitivamente l'era sportiva Trapani del patron Valerio Antonini. Per quella data è attesa la pronuncia del Tribunale federale riguardo il procedimento sul ricorso presentato contro gli 8 punti di penalizzazione inflitti in estate. La sanzione era arrivata a seguito dei mancati pagamenti legati all'utilizzo di crediti d'imposta rivelatisi irregolari, una vicenda sulla quale il club Granata continua a dichiararsi parte lesa di una truffa. Il Consiglio di Stato oggi ha respinto l'istanza e il 22 gennaio può arrivare un'altra penalizzazione, ma potrebbero esserci gli estremi per una esclusione dal campionato come nel basket. Intanto il Comune di Trapani si appresterebbe a cancellare la cittadinanza onoraria conferita a gennaio dello scorso anno a Valerio Antonini, presidente degli Shark e del Trapani Calcio. Era per motivi sportivi, ora quella motivazione, sottolinea il sindaco Giacomo Tranchida, non c'è più, spiegando che non sussistono più i presupposti che avevano portato al riconoscimento. Osservato speciale continua a essere il palazzetto dello sport, si vuole evitare vandalismi ed effrazioni. E intanto appaiono inopportune le foto che riprendono una grigliata all'interno dello stesso palazzetto avvenuta qualche ora dopo l'esclusione da parte della federazione della società dal campionato di basket e circolate sul web. Nelle 3 foto è stata immortalata la grigliata all'interno del palasport con i 5 giocatori rimasti, uomini dello staff e personale. Al tavolo anche l'ex assessore allo sport Emanuele Barbara. Tutto questo mentre la città perde il basket e migliaia di abbonati chiedono i rimborsi. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.